digitale può dare un contributo forte alla competitività delle imprese del Nuorese e dell'Ogliastra. I cambiamenti sono di tipo tecnologico ma anche organizzativo e culturale. A beneficiarne non sono soltanto le grandi aziende, ma anche le piccole realtà che possono trarre grandi vantaggi dalle tecnologie 4.0. Per questo 14 aziende del centro Sardegna si sono messe insieme per promuovere la cultura dell'innovazione nel territorio. Nasce così il progetto Verso l'impresa intelligente, innovando la tradizione, promosso dalla rete di imprese insieme a Confindustria e Camera di Commercio di Nuoro, a sostegno del tessuto produttivo ed economico locale. Il progetto nasce come supporto alle nostre imprese, che spesso e volentieri sono delle bellissime realtà che lavorano seguendo la tradizione, la cultura del nostro territorio, ma che per adeguarsi a un mercato che è sempre più globalizzato è importante che capiscano meglio quello che vuol dire Industria 4.0, partendo da quelli che sono i finanziamenti e le risorse a loro disposizione, ma soprattutto quella che deve essere la cultura d'impresa affinché l'azienda regga in un mercato così globalizzato. Fare innovazione è un'esigenza che impongono i mercati, sempre più esigenti e orientati alla personalizzazione di prodotti e servizi. Perché è importante innovare? È importante innovare, io dico, per stare al passo con i tempi, perché questo è il problema, non è che devo innovare perché è di moda, ma devo fare perché devo per forza stare al passo con i tempi, specialmente le piccole e medie imprese, dove queste nuove tecnologie, chiamate tecnologie abilitanti, ci aiutano veramente ad essere al passo con i tempi. Dobbiamo guardare cosa ci chiede il mercato, non solo guardare quanto siamo bravi a fare il nostro lavoro. Le aziende del territorio sono sempre più sensibili al tema dell'innovazione e della trasformazione digitale. I vantaggi delle tecnologie 4.0 sono tanti, non soltanto per le aziende innovative, ma anche per i settori tradizionali, come il manifatturiero e l'edilizia e altri comparti, l'artigianato e le produzioni tipiche, il commercio, le attività turistiche e ricettive, i servizi alle imprese e la filiera culturale dell'intrattenimento, tutti comparti che rivestono un ruolo prioritario nell'economia del Nuorese e dell'Ogliastra. Abbiamo salutato con molto favorevolmente il varo delle misure Industria 4.0 a suo tempo e ne abbiamo immediatamente fruito. La Camera di Commercio ha finanziato un progetto particolare di consulenza con una società di servizi informatici. Questo perché come azienda stiamo sviluppando un nuovo ramo dell'azienda nel settore ambientale. E queste misure sono importantissime perché supportano un'azienda che è sensibile sull'innovazione, le supportano da un punto di vista finanziario. Noi negli anni abbiamo lavorato, abbiamo incrementato prima i mercati, abbiamo cambiato molti sistemi di lavorazione, abbiamo praticamente automatizzato quelle fasi ripetitive. Nella zona impasti abbiamo connesso tra loro 17 macchine che lavorano in successione per fare un prodotto, uno standard qualitativo che è quello che chiede il mercato. Abbiamo implementato un sistema di gestione che praticamente ci riesce a darci in tempo reale quali sono le situazioni, i movimenti di magazzino, la tracciabilità del prodotto e tutto quello che si deve gestire in modo perfetto e con attenzione in un'azienda. L'innovazione è un processo che va sostenuto. Gli strumenti ci sono, dal nuovo piano Transizione 4.0 ai punti impresa digitale attivati dalle Camere di Commercio e Unioncamere. Importante è anche il ruolo di Sardegna Ricerche. L'attività principale di Sardegna Ricerche è quella di aiutare le imprese allo sviluppo e all'innovazione sia del prodotto che del processo. Per questo noi mettiamo a disposizione una serie di azioni tese a dare sia aiuti alle imprese ma anche supportarle in attività di ricerca e di innovazione insieme a tutte le competenze regionali che si occupano di ricerca come università e le piattaforme tecnologiche proprie del territorio regionale. Stiamo per bandire in questi mesi la terza call del programma di aiuti di ricerca e sviluppo
che vedrà coinvolte le piccole e medie imprese di tutto il territorio regionale. Un utile strumento nato per supportare l'innovazione nelle imprese del Nuorese dell'Ogliastra è poi il laboratorio di fabbricazione digitale Make in Nuoro. Il nostro Make in Nuoro, il nostro laboratorio di fabbricazione digitale, è stato realizzato per portare da una parte la cognizione e la conoscenza delle nuove tecnologie verso le imprese e verso gli studenti, in modo tale da formare anche le nuove generazioni, e dall'altra parte rendere fruibile una piattaforma che consente alle imprese anche di affittare spazi di lavorazione anziché dover fare gli investimenti sulle macchine di nuova tecnologia, e quindi formarsi prima per il loro utilizzo e dopodiché poter realizzare anche le loro attività, la loro produzione direttamente presso il nostro Fab Lab. Questo è un modo attraverso il quale la Camera di Commercio dà il proprio contributo, che è istituzionale in primis, ma in questo caso anche molto operativo, verso i processi di digitalizzazione che stanno diventando ormai ineluttabili nel nostro mondo.